Sull'aspetto invece diciamo, delle riforme a carattere invece di sicurezza, che era un altro tema importante sul tavolo del governo e messo subito in prima linea dal ministro Maroni, c'è stato quello appunto del messaggio di grande sicurezza che i cittadini hanno e quindi l'esigenza di attuare una riforma che sia vicina alle esigenze che hanno le nostre popolazioni, i nostri paesi, i nostri anziani, che hanno bisogno di vivere ovviamente in una certa tranquillità. Come fare questa riforma? Ovviamente dando mandato a chi presiede e a chi va a tutelare a tutti gli effetti il territorio in cui vive, e chi meglio di un sindaco può controllare ma soprattutto avere il termometro della situazione del proprio territorio, dei propri cittadini, delle esigenze di questi. Ecco perché Maroni ha voluto, attraverso il decreto legge 94 del 2009, chiamato anche pacchetto sicurezza, dare tutta una serie di iniziative ma di poteri soprattutto ai sindaci in materia appunto di sicurezza e di ordinanze di presidio del territorio. Queste vanno praticamente dall'immigrazione clandestina, dove appunto c'è l'introduzione del reato per l'ingresso e la permanenza illegale nel territorio, la cittadinanza, anche questo dibattuto per molti mesi nei media, perché volevamo chiedere i 200 euro, vi ricordate la questione dei 200 euro almeno come contributo spese per la cittadinanza? Ricordiamo che i funzionari pubblici vengono pagati da tutti noi e perdono un sacco di tempo per adempimenti di questo tipo. Abbiamo fatto una lotta dove la sinistra si è scagliata contro, dimenticando che in Europa già questo avviene in tutti i paesi. Noi abbiamo lottato per portare a 200 euro questo contributo per la cittadinanza. Come pure il permesso di soggiorno, anche qui abbiamo chiesto un contributo da 80 a 200 euro e soprattutto abbiamo portato questa novità che la cittadinanza si può chiedere solo dopo 2 anni di residenza, non subito, perché prima si poteva chiedere anche la cittadinanza in modo immediato. La criminalità organizzata, la criminalità diffusa attraverso i comitati cittadini o le ronde, chiamate ronde da noi, che oggi stiamo portando avanti, ci stanno accusando di essere in ritardo o comunque di partire in ritardo con le ronde quando le abbiamo fortemente evolute. È anche vero che bisogna ricordare che il Ministro ha dovuto mediare non poco per portare avanti questo provvedimento, sul quale hanno messo dei bastoni che praticamente a volte diventano quasi insormontabili. Io lo sto portando avanti a Musile, pensate, c'è un'ordinanza preliminare del sindaco, c'è un atto costitutivo, uno statuto dell'associazione, ci deve essere il vaglio della prefettura. Questi volontari non devono essere militanti di partiti politici, devono avere la fedina penale, questo può essere logico che sia a posto, però devono perfino avere un certificato medico di idoneità fisica. Questo l'ho scoperto questa settimana, cioè un cittadino volontario che si rende disponibile a fare una passeggiata per i nostri paesi e le nostre città per dire segnalo se c'è un'anomalia, deve avere il certificato come se andassi in palestra, se può essere idoneamente può svolgere una passeggiata nel proprio territorio. Quindi, tanto per dire cosa ci vuole, oltre ovviamente alla formazione, la formazione può starci, anzi la vogliamo perché siamo i primi a non volere che ci siano comunque teste calde che girino per il territorio, ma devono essere organizzate proprio perché la funzione delle ronde è quella di aiuto alle forze dell'ordine in senso stretto, per cui le forze dell'ordine apprezzano da parte dei sindaci e degli amministratori locali se c'è questa sinergia forte fra appunto la pubblica amministrazione attraverso questi comitati, queste ronde, queste associazioni, se vengono fatti con giusti criteri, per cui è importante che noi diamo queste risposte, perché allora veramente lo scopo sarà quello per cui sono nate, quelle di aiutare le forze dell'ordine che in termini numerici, di mezzi e quant'altro non sono in grado di dare delle risposte così capillari come abbiamo bisogno sui nostri territori, sulle nostre frazioni, su luoghi più o meno dispersi, dove invece i cittadini sono comunque di serie A, pur abitando in campagna, pur abitando isolati, e hanno bisogno di questa capillarità che purtroppo per esigenze finanziarie, per tutta una serie di cose, come potete ben pensare, non possono essere vigilati a sufficienza. Per cui noi, anche in questo senso, attraverso il Ministro Maroni, abbiamo la possibilità di attuare questi provvedimenti importanti, sempre vicini alla gente. Ecco perché Maroni, da una recente statistica, è il ministro più apprezzato in Italia, non in Padania, in Italia. Questo è già importante, perché fosse in Padania non avremmo dubbi per l'operatività, per veramente la tempestività sulla quale si sta muovendo.
ma però in Italia. Vuol dire che anche il centro, anche il mezzogiorno sta apprezzando un ministro che veramente sta lavorando per l'intero paese. Ho portato anche due dati giusti per l'immigrazione clandestina, aggiornati a fine anno. Abbiamo avuto praticamente rispetto all'anno precedente, il 2008, anno di insediamento anche del governo, per cui non fa testo perché c'erano i dati del precedente ministro, abbiamo un meno 27% di clandestini sbarcati sulle coste rispetto all'anno 2008, quindi 9.000 sbarchi contro i 36.951, quindi veramente abbiamo avuto 27.000 sbarchi in meno, ma soprattutto dal 5 maggio dell'anno scorso, che era l'inizio dei respingimenti con quel famoso trattato con la Libia, abbiamo avuto da 31.281 sbarchi a 3.185 sbarchi, meno 90%, quindi questa è un'azione importante, meno 90% del ministro Maroni, che se ne dica e che ne dicano appunto le opposizioni su questo, perché ci hanno tacciato di tutto e di più, però questi sono i dati del Ministero che potete scaricare anche dal sito, per cui dati inconfutabili sui quali appunto ci stiamo muovendo e che danno veramente le risposte ai cittadini, per cui apprezzano l'operato. Un altro fattore importante, avevo portato uno schemino anche su questo, è rispetto all'immigrazione. L'immigrazione molte volte si dice è una risorsa, lo dicono la sinistra, soprattutto una risorsa, però ci sono dei dati che però vengono dati soprattutto per quanto riguarda le presenze delle nostre carceri, che invece ci dicono qualcosa di diverso. Noi abbiamo oggi detenuti presenti in Italia 65.355 persone. La capienza regolamentare delle nostre carceri sarebbe di 43.000 detenuti. Ne abbiamo con una tolleranza, perché poi ci sono i margini di tolleranza, di 64.111, quindi presenti, ho detto 65, tolleranza 64. Siamo oltre la soglia di tolleranza. C'è qualcuno che vuole fare l'indulto, che vuole portare scarcerazioni facili, sempre la solita sinistra, diciamo anche una parte della PDL, perché comunque quando hanno votato l'indulto l'unica forza che si è opposta in modo netto è stata solo la Lega Nord, e su questo ogni volta che ne parliamo o usciamo con questo argomento in aula qualcuno abbassa la testa, perché qualcuno ancora si vergogna di questo voto che è stato veramente un'offesa per i cittadini tutti, perché molti di questi detenuti delinquenti hanno continuato a delinquere dopo essere stati scarcerati, per cui veramente su questo siamo coerenti, abbiamo le idee chiare, ecco perché i cittadini continuano a votarci, ecco perché anche quella sinistra delusa da un partito che non c'è più vota Lega, ecco perché abbiamo la possibilità di portare a casa risultati importanti in Veneto, ma non solo in Veneto, Venezia è una città importante che va al voto, e abbiamo dei comuni importanti, Portogruaro, uno per tutti, siamo qui oggi, assieme a Dolo, altro paese importante della provincia, Torre di Mosto e Cavallino. Quindi ci sono veramente tutti i presupposti perché con questi dati, con questo lavoro capillare sul territorio, i cittadini possano darci mandato di governare anche questi territori storicamente di centrosinistra. È importante lavorare su questo. Per chiudere questo schemino, gli stranieri presenti nelle carceri, quei 64.000, il 37% è cittadino straniero, la risorsa è il 37%, con picchi del 70% al nord, perché 37% su base nazionale. Noi abbiamo carceri, Padova uno fra tutti, 74% di cittadini extracomunitari in carcere, costo 129 euro al giorno. Quindi questa è una riflessione che lasciamo anche a voi, ecco perché noi non siamo per gli indulti, siamo per farli anche lavorare all'interno di queste carceri, perché veramente se sono una risorsa che tirino fuori appunto queste risorse che sono in lavoro, noi ne abbiamo bisogno. Qualche tempo non lontano il Gempilini diceva diamogli pala e picca che tirino sugli argini del grave, oggi sarebbe ancora quanto mai l'attualità. Grazie.